Beh, Verona Minor Jerusalem nasce da alcuni amici che io ricordo in particolare Davide Galati, uno storico delle religioni, ed altri, con cui abbiamo disseppellito dal passato questa idea che viene dai nostri antenati, quindi forse addirittura dall'arcidiacono Pacifico, quindi siamo nel ottavo, nono secolo d.C. Comunque già nel Medioevo c'è questo sigillo meraviglioso, molto importante per noi, che è diventato il nostro marchio, che fa di Verona una piccola Gerusalemme. 5 sono le chiese che ricordano luoghi della Terra Santa come Santa Maria di Nazareth, Santa Maria di Betlemme, il Santo Sepolcro, l'attuale Santa Toscana, e Santa Trinità in Oliveto, in Monte Oliveto, ecco. Però al di là di questo noi abbiamo preso questa idea, l'abbiamo ritradotta ai nostri giorni per valorizzare la città e alcune chiese meravigliose, solitamente poco visitabili, poco conosciute. L'idea del passato, di fare di Verona una piccola Gerusalemme, diventa nel presente un coinvolgimento di volontari. Attualmente sono quasi 600, di cui più di 200 studenti dell'alternanza scuola-lavoro che danno 8 ore al mese, questi volontari, per tenere aperte le chiese, e tutti sono invitati. C'è un corso di formazione, si è preparati a fare questo, ecco, i volontari sono seguiti. Ma vuol dire anche, per esempio, fare ricerca, invitare e collaborare in questo caso con l'università, oppure proporre pellegrinaggi, percorsi, valorizzare i luoghi attraverso un insieme di idee, ecco, un insieme di idee. Vuol dire anche coinvolgere altri enti, istituzioni che ci danno una mano, non solo come sponsor, ma meglio ancora come coprogettisti, perché tutta la città si senta coinvolta nel valorizzare il proprio patrimonio, attraverso però un'immagine di percorsi, di crocevia, di contatti, di valorizzazione dove non ci si ferma solo all'opera d'arte, ma a tutto l'indotto che questa può produrre in termini sia culturali, ma perché no, anche economici.